Comprensibilmente l'allarme terrorismo, cioè le azioni volte a prevenire l'ingresso in Italia, in Slovenia e pertanto in Europa di terroristi che possono vigliaccamente uccidere i nostri cittadini, vigliaccamente uccidere i nostri figli, hanno imposto all'Europa di alzare l'asticella dell'allarme terrorismo e soprattutto il nostro paese, l'Italia e la Slovenia, che si sono viste loro malgrado costrette a sospendere gli accordi di Schengen proprio per monitorare, controllare e presidiare i loro confini. Ho inviato stamane una lettera al ministro Piantedosi sottolineando la peculiarità del confine tra Gorizia e Nova Gorizia, perché tantissimi sono coloro che vivono da una parte del confine e lavorano o studiano dall'altra parte del confine. Del resto, durante il periodo Covid, il nostro confine ha già vissuto la sofferenza di una nuova ridivisione tra Gorizia e Nova Gorizia. Abbiamo auspicato che riprendono i controlli italiani e sloveni dei rispettivi confini e che possa finalmente funzionare Frontex in Croazia. Ma abbiamo anche sottolineato come la grande corsa di Gorizia e Nova Gorizia verso la capitale europea del 2025 non possa essere interrotta. Perciò apprezziamo il fatto che ci sia un periodo intanto di 10 giorni di sperimentazione della sospensione di Schengen e che comunque il controllo, le misure adottate dal nostro governo, dalle forze dell'ordine, saranno proporzionate per assicurare il minor disagio e il minor impatto possibile al transito di persone e di merci tra Gorizia e Nova Gorizia.